Eccoci, siamo online, siamo live. Si dice. Buonasera a tutte e a tutti e ben trovate, ben trovati a questo primo incontro del ciclo di incontri Il valore del volontariato, vantaggi economici e sociali di una comunità coesa, che è un'iniziativa di Padova, Capitale Europea del Volontariato, naturalmente promossa dal Centro Servizio Volontariato Provinciale di Padova, in collaborazione in collaborazione scientifica con il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali Marco Fanno dell'Università di Padova. Questo è un ciclo di seminari che appunto come Padova Capitale Europea abbiamo promosso all'interno del progetto Impresa e Comunità. Notare bene l'accento della E. Quindi nella relazione tra impresa e comunità siamo convinti che il fare impresa sia naturalmente connesso alla comunità in senso veramente essenziale e strategico. Questa iniziativa è permessa, insomma, grazie alla collaborazione anche dei main partner di Padova Capitale Europea, che sono Ali Supermercati, Cattolica Assicurazioni e Poste Italiane. È realizzato con il contributo della Fondazione Cariparo, quindi la Fondazione della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, di Unicredit ed è naturalmente in collaborazione anche con la Camera di Commercio di Padova. Questa sera iniziamo il nostro ciclo di incontri con due ospiti. Presento intanto il primo, che è Paolo Gubitta. Paolo Gubitta è il vice direttore del Dipartimento appunto di Scienze Economiche e Aziendali Marco Fanno dell'Università di Padova. Ben trovato Paolo. Grazie Nicolò per l'invito e grazie a Padova Capitale Europea del Volontariato e al CSV, Centro Servizi di Volontariato della Provinciale di Padova, per questa opportunità di collaborare dentro l'iniziativa annuale che vede la nostra città protagonista sui temi del volontariato e dentro il contenitore specifico di impresa e comunità, no? E quindi in questa visione delle imprese non solo come entità che producono valore per gli azionisti, per chi rischia, ma appunto per la comunità. Ecco, mi fa piacere segnalare che l'incontro di oggi, lo dico a chi ci ascolta, si inserisce non solo in un ciclo di 5 incontri che ci accompagnerà fino alla fine di gennaio 2021 e che è guidata dall'idea di condividere con le persone il valore, come si misura il valore che genera il volontariato, ma è anche il segno tangibile che il Dipartimento che io rappresento in questa occasione sul tema del ruolo e del supporto alle organizzazioni del volontariato e del terzo settore intende impegnarsi. E quindi direi che è l'inizio di un cammino, Nicolò, più che un evento puntuale. Bene, assolutamente, siamo concordi in questa visione di collaborazione proficua, win-win-win, come dice il nostro amico Guido Zovico, dove vince sia un soggetto che l'altro, ma soprattutto vince la comunità. E ospite speciale di questa sera per affrontare un tema che tra poco introduciamo è Nicola Cabria. Nicola è il direttore dei programmi e dei progetti di Human Foundation. Ciao Nicola, ben trovato, buonasera. Ciao a tutti, ciao Paolo, ciao Nicolò e buonasera a tutti coloro che sono connessi con noi. Grazie mille al CSV, grazie mille di averci invitato per questa prima sessione, quindi siamo noi che apriamo un po' le danze di questa serie di webinar. Abbiamo pensato di portarvi un argomento che speriamo sia di interesse, seppur cercheremo di renderlo molto semplice e facile, di facile comprensione. Dunque ringrazio l'attenzione che la città di Padova e voi come CSV e l'università da questo punto di vista state dando a queste tematiche, che sono degli strumenti che possono aiutare tutti i contesti italiani, in particolar modo nello specifico, in questo caso quello di Padova, a trovare nuovi modelli per dare le risposte a bisogni dei propri cittadini
in modalità che fino ad oggi non avevamo provato, non avevamo conosciuto. E tra l'altro proprio sulla scorta di quello che diceva Paolo, il professor Gubitta, cioè sulla scorta del fatto che ci sia un ruolo attivo dell'impresa e anche dei soggetti finanziari del territorio e non. Ho dato una piccola anticipazione di quello di cui parlavamo. Bene, grazie mille Nicola. E niente, allora entriamo un po' nel vivo del nostro incontro. Insomma, questo ciclo il ciclo di webinar che abbiamo immaginato insieme appunto al Dipartimento di Scienze Economiche Marco Fanno dell'Università di Studi di Padova, l'abbiamo immaginato per cercare di approfondire la relazione che c'è tra una comunità coesa e quindi una comunità dove il volontariato si esprime e svolge un ruolo fondamentale, insomma come sono le comunità del nostro paese, in particolare quella naturalmente di Padova che prendiamo un po' come laboratorio, Padova appunto che è stata riconosciuta come capitale europea del volontariato appunto, e come in una comunità più coesa il valore del volontariato sia valutabile, misurabile, apprezzabile e in qualche modo debba essere riconosciuto per poter orientare anche le politiche e le azioni che poi i soggetti del territorio vanno a compiere per rinforzare questo elemento fondamentale di coesione. E ragioneremo insomma durante tutto questo ciclo anche delle azioni per misurare, per comunicare, per dare forza a questo valore aggiunto del volontariato. Questa sera lo facciamo a partire da un tema che è quello delle partnership pubblico-private per individuare nuovi scenari, nuovi modelli orientati all'impatto e alla valutazione di impatto. E lo facciamo parlando di un tema che si presenta insomma abbastanza ostico, ma che grazie al nostro ospite Nicola Cabria cercheremo appunto di approfondire e in qualche modo alleggerire e renderlo comprensibile anche a persone come me che insomma sono un po' poco avvezze a queste tematiche. Parliamo di payment by results, un tema che è sempre più in voga, è un tema che sta emergendo appunto nelle dinamiche, nelle progettualità che riguardano in particolar modo il terzo settore e il sociale, ma non solo. E parto chiedendo una cosa veramente semplice, cioè Nicola, ci spieghi che cos'è questo payment by results? Sì, assolutamente Nicolò, cercherò di spiegarvi cos'è il payment by result, anche visto allora abbiamo naturalmente cercato di trovare un modo per rendere il più fruibile possibile insomma questo modello, che è un modello innovativo di capacità di rispondere a quelli che sono i problemi dei nostri territori. Da questo punto di vista mi confermate che vedete lo schermo? Sì. Grazie mille. E da questo punto di vista, scusami Nicolò, prendo solo 2 secondi solo per dire chi è Human Foundation, perché sto entrando nelle case di alcuni italiani, direbbe qualcuno, e quindi presento solo un attimo l'organizzazione e poi passo subito al core della nostra presentazione, stando molto stretto nei tempi perché poi vogliamo discutere e parlare con Paolo e con te di questa tematica. Human è un'organizzazione, fondazione, quindi terzo settore. Siamo un centro di ricerca privato riconosciuto dal MIUR, la nostra sede fisica si basa su Roma, ma lavoriamo in tutta Italia e non solo, perché siamo all'interno di network europei. Quelle che sono le nostre attività peculiari le potete vedere all'interno di questa slide che sto proiettando. Abbiamo in questi 10 anni costruito, insieme naturalmente ad altri soggetti sia territoriali che nazionali, un ecosistema, un contesto di riferimento all'interno del quale lo strumento di cui parleremo oggi, cioè il payment by result, finalmente può essere messo in atto. Lasciatemi dire che quando all'inizio della nostra avventura parlavamo delle tematiche di cui discuteremo oggi, le persone ci dicevano molto bello, ma sarà impossibile realizzarlo in Italia. Oggi vi diremo e vi faremo vedere come in realtà questa cosa si sta realizzando e si sta cercando di trovare il modo per realizzarla anche nel nostro contesto. Cosa facciamo? Ci occupiamo di valutazione di impatto, quindi anche questa la vedremo come una delle tematiche cardine
del payment by result, quindi la trattiamo mentre facciamo anche la presentazione, e la terza componente è quella di formazione con sia soggetti universitari che rivolta direttamente agli enti del terzo settore, così come agli enti filantropici e a coloro che effettuano investimenti rivolti alla sostenibilità economica, ambientale e sociale dei nostri territori. Per chiunque avesse voglia di approfondire su chi è Human Foundation, su che cosa facciamo, avete il sito humanfoundation.it, non mi dilungo oltre e entro direttamente nel tema oggetto, insomma, di questa nostra chiacchierata. Il payment by result, traduciamolo dall'inglese perché così già facilitiamo il messaggio. Pagamento sui risultati, c'è chi lo definisce anche payment for success, quindi pagamento a fronte del successo di un'iniziativa. Ora, se stiamo descrivendo un modello, vediamo quelli che sono gli attori, che sono i protagonisti di questo modello. Da una parte abbiamo la pubblica amministrazione, in questo caso prendiamo l'esempio, se per voi non è un problema, padovano, diciamo che è il comune di Padova. Dall'altro punto di vista abbiamo un soggetto del terzo settore o una rete di soggetti del terzo settore, siano essi sia cooperative sociali, quindi quelle che con la riforma diventeranno imprese, sono già de facto imprese sociali, siano esse invece soggetti anche del mondo dell'associazionismo, quindi delle ODV, delle organizzazioni di volontariato, che sono quei soggetti che erogano i servizi come hanno sempre fatto nella loro natura. Poi ecco due nuovi attori che nel rapporto tra pubblico e privato, che ormai è consolidato, privato-sociale, nel rapporto tra pubblico e privato sociale consolidato in Italia, non avevano mai fatto la loro comparsa, se non da qualche anno, i soggetti valutatori. Però il terzo soggetto che abbiamo sono i soggetti finanziatori o investitori privati, e quando parliamo di investitori e finanziatori privati stiamo proprio parlando di soggetti che investono all'interno di programmi che riescono a generare cambiamento sociale sui territori. L'ultimo soggetto che fa parte di questo quadro, quindi degli attori di questo quadro, è il soggetto valutatore. Un soggetto valutatore che è colui che certifica quelli che sono dei risultati che vengono ottenuti dai soggetti del terzo settore. Fino a qui comprendo che vi ho presentato solo gli attori e ancora il concetto di payment by result non sarà chiaro ai più. Però per rendere chiaro questo concetto dobbiamo prima fare un passaggio per capire qual è il cambio di paradigma verso il quale il pagamento a fronte dei risultati porta il pubblico, l'amministrazione italiana e quindi le singole amministrazioni. Il cambio di paradigma è quello che trovate qui rappresentato. Questa è la catena di valore che tutte le organizzazioni, siano esse private, siano esse pubbliche, siano esse profit, siano esse non profit, si trovano a dover gestire per generare valore. Tutte le organizzazioni hanno degli input, che siano essi risorse finanziarie, materiali o personale, quindi persone umane. Nel caso delle organizzazioni di volontariato possono essere sia volontari che dall'altra parte anche dipendenti. Questi input vengono utilizzati per realizzare delle attività specifiche, nel caso degli enti del terzo settore, dei servizi alla popolazione. Queste attività producono dei risultati tangibili, misurabili, dei risultati che sono poi quelli che di solito la pubblica amministrazione chiede in termini di rendicontazione a quelli che sono i soggetti del terzo settore. Quindi numero di persone che hai accompagnato, ad esempio, all'ospedale, oppure numero di ragazzi che hai formato. Quindi un dato numerico quantitativo. Il grande cambio di paradigma che vi dicevo è quello della comparsa degli outcome. Outcome, tradotto in italiano, sarebbero effetti generati, cambiamenti sociali generati all'interno di un contesto. Ecco che il modello del payment by result si struttura non tanto sulla componente degli output,
cioè di quante sono le persone che ho coinvolto all'interno di un servizio, ma dell'efficacia del servizio stesso, quindi della capacità di quel servizio di dare risposta ai bisogni delle persone per cui è stato creato. Attenzione che però quando ragioniamo di impatto sociale, non tutto il cambiamento generato nella vita di una persona è ascrivibile all'intervento di una sola organizzazione. Non tutto il bene che viene generato a Padova è ascrivibile solo al CSV. Non tutte le persone che sono formate a Padova sono state formate solo dall'Università di Padova. Quindi per identificare l'impatto, Però parecchie sì. parecchie sì, Una il battuta. 99,9% direi. No, sto scherzando. Bravo. E dicendo questo, dobbiamo sottrarre a quelli che sono i cambiamenti generati, quindi l'effetto di altre organizzazioni che hanno lavorato sul nostro stesso ambito per identificare il nostro impatto. Vi ho voluto portare questa slide e questo concetto perché è su questo concetto che si baserà il modello che vi sto per presentare. Da questo punto di vista, per fissarlo nella testa, anche perché so che molti di coloro che sono all'ascolto sono anche operatori del terzo settore, ragionano di queste tematiche, spero ci siano anche soggetti finanziatori che vorranno approfondire questa tematica, imprese che vorranno approfondire questa tematica. Da questo punto di vista, quindi, se ragioniamo sulla dimensione degli output, ad esempio, ragioniamo sull'erogazione di un servizio formativo di 14 ore a 30 ragazzi che non studiano, non lavorano o non sono in percorsi di formazione professionale. Questa è la traduzione italiana di NEET. Questo è l'output. Per garantire ad un'amministrazione pubblica che mi finanzia questo output, io devo presentare un registro di presenze che mi certifichi che quei 30 ragazzi sono stati presenti al mio servizio formativo per 14 ore. Nulla mi viene chiesto sull'effetto generato da questo mio intervento. Ecco che allora il cambio di paradigma invece mi porta verso che cosa? Verso l'outcome, quindi verso comprendere, valutare, ecco perché la presenza del soggetto valutatore, le maggiori conoscenze prima e competenze poi acquisite da questi ragazzi per l'inclusione nel mercato del lavoro. Ecco che se volessimo andare ancora oltre in questa catena del cambiamento, dall'outcome potremmo andare avanti e andare addirittura a comprendere quanti di questi 30 ragazzi hanno poi effettivamente trovato un lavoro e grazie al fatto che hanno trovato un lavoro hanno aumentato la loro inclusione sociale all'interno del contesto in cui vivono, migliorando anche la vita di tutti gli altri e il benessere di un'intera comunità. Questi sono degli esempi, ve li lascio, li avrete scorsi con gli occhi mentre parlavo, però per fissare ragioniamo che sulla dimensione dell'output stiamo parlando di risultati tangibili, quantificabili, numerabili, invece sulla dimensione dell'outcome stiamo parlando degli effetti generati dalla nostra attività nella vita dei beneficiari diretti o dei loro caregiver, quindi coloro che si prendono cura di loro. Andando avanti, il modello del payment by result, da questo punto di vista, ha per ognuno degli attori che abbiamo identificato un ruolo specifico. La prima questione è che c'è una pubblica amministrazione, poi vedremo insieme a Paolo, insieme a Nicolò, qual è il ruolo della pubblica amministrazione e come può essere coinvolta, però diciamo che adesso vi presento lo schema classico di quello che può essere un payment by result. Una pubblica amministrazione che in quanto policy maker decide e quindi prende una decisione politica rispetto all'identificazione specifica di alcuni obiettivi di cambiamento. Quindi questo è il ruolo della pubblica amministrazione. Dall'altra parte ci sono dei soggetti finanziatori privati
che vogliono investire le proprie risorse, e quando dico la parola investire sto proprio intendendo investire, quindi voler vedere ritornare il capitale con anche una quota di interesse. Quindi vogliono investire in attività che sono capaci di generare da una parte sostenibilità economica e dall'altra impatto sociale per come l'abbiamo inteso prima, quindi outcome, quindi cambiamenti sociali. Le risorse finanziarie che vengono raccolte grazie ai soggetti finanziatori privati vanno ad essere utilizzate per supportare quello che è il modello di intervento, quindi le attività messe in campo dai soggetti del terzo settore, dal partenariato del terzo settore che abbiamo visto all'inizio. Perché tutto il modello giri e quindi il soggetto investitore veda ritornare le proprie risorse del proprio investimento, c'è bisogno della valutazione dell'impatto sociale, quindi di un soggetto terzo sia al pubblico che al privato sociale che al privato profit, intendendo con privato profit i soggetti investitori, che certifichi attraverso la misurazione di impatto sociale, di cui parlerete anche nei prossimi webinar, il fatto che alcuni risultati che erano previsti all'interno di un contratto specifico che mette assieme la pubblica amministrazione con il privato sociale, con i soggetti investitori, ecco, questo misuratore deve certificare che quei risultati sociali siano occorsi e deve dirci in che misura sono occorsi. Dal punto di vista del ritorno dell'investimento, naturalmente più ci avviciniamo al risultato ottimo, quindi più siamo bravi in termini di partenariato di soggetti del terzo settore e raggiungiamo gli obiettivi inseriti all'interno di questo contratto di partnership pubblico-privata, più il soggetto finanziatore raggiungerà un buon risultato dal punto di vista economico-finanziario. Da questo punto di vista, quindi, se vogliamo schematizzare, perché è più semplice attraverso uno schema passarvi il concetto del payment by result, riassumiamo dicendo che la pubblica amministrazione va ad identificare gli obiettivi sociali sui quali intende, badate bene, il payment by result nei paesi anglosassoni dove è nato è uno strumento che è stato utilizzato in particolar modo per generare modelli innovativi e sperimentali, quindi è stato utilizzato non per sostituire il welfare state classico, ma per generare sperimentazione, contaminazione, innovazione nei modelli di risposta ai bisogni. Quindi abbiamo una pubblica amministrazione che identifica degli obiettivi sociali e che dice, cari signori, io sarei propensa o sono disponibile ad attivare un meccanismo di pagamento a fronte di risultati su questi obiettivi sociali, che poi per il terzo settore diventano una sfida a cui dare risposta. Ecco che gli erogatori dei servizi, quindi il terzo settore, si presenta con una proposta di valore che sia in grado di dare risposta a quei bisogni in maniera innovativa. I soggetti finanziatori decidono se voler finanziare questa proposta innovativa presentata dai soggetti del terzo settore, quindi decidono se investire in questi soggetti per supportarli. In questo caso, nello schema, la spesa del soggetto pubblico è pari a zero, nel senso che tutte le risorse che i soggetti del terzo settore utilizzano per sperimentare il nuovo modello di innovazione sociale nel territorio sono risorse che derivano dal privato sociale, dal privato finanziatore. Da questo punto di vista, quindi la spesa del pubblico in questo frangente è pari a zero. Se i soggetti del terzo settore
raggiungono gli obiettivi di impatto sociale, questi obiettivi sono legati a dei risparmi di spesa all'interno di uno o più soggetti della pubblica amministrazione. Se io riesco a ridurre l'ospedalizzazione di persone che hanno una determinata malattia, pensiamo al diabete, riduco i costi della ASL perché ha meno giorni di ospedalizzazione. Se io riduco il numero di persone che rientrano in carcere dopo essere stati rilasciati, si chiama recidiva, quindi riduco la recidiva, ecco che ho una diminuzione nel sistema carcerario dei costi giornata detenuto. Quindi se i soggetti del terzo settore che implementano un modello innovativo di intervento riescono a raggiungere gli obiettivi sociali inseriti all'interno di quel contratto, la pubblica amministrazione genera un risparmio, una parte, non tutto, ma una parte del risparmio generato viene utilizzato per ripagare l'investitore laddove ha scritto anche all'interno del contratto anche con gli interessi e pagamento che sono connessi alla capacità dei soggetti del terzo settore di raggiungere gli obiettivi sociali che si erano prefissi. Da questo punto di vista io direi che questa è la slide che vi dà il senso e che racchiude il modello, quindi se raggiungiamo gli obiettivi sociali che abbiamo inserito nel contratto iniziale, allora quel capitale viene remunerato sulla base del risparmio generato dalla PA, che a questo punto si impegna a rifondere l'investitore, ma questa cosa viene, come dicevo prima, ascritta all'interno di un contratto fra le parti. Ecco che i benefici dei tre attori sono quello di avere la PA che genera dei risparmi utilizzando e avendo delle risorse che può destinare ai più bisognosi. Quindi stiamo parlando naturalmente di un modello che va a collocarsi su una fascia di bisogno che nel caso dei soggetti del terzo settore può anche avere una componente di vendita di servizi ai propri utenti beneficiari. Dall'altra parte, le imprese sociali riescono a diminuire la loro dipendenza dal pubblico, a generare e costruire dei rapporti con i soggetti del profit lato finanza. È brutto da dire così, ma poi stiamo parlando di soggetti che vogliono investire all'interno del sociale, riescono anche a ritornare a generare meccanismi innovativi di risposta ai bisogni sociali. Quindi ritrovano quella che era la loro carica innovativa iniziale, che poi è stata quella che avevano generato negli anni 70-80, momento in cui sono stati anche riconosciuti dal legislatore. In ultimo, gli investitori diversificano naturalmente il proprio portafoglio, ma poi gli investitori ormai nell'anno 2020 hanno preso coscienza del fatto che uno dei trend, soprattutto per quello che riguarda le nuove generazioni, sia quello della importanza della sostenibilità ambientale e sociale dei prodotti che comprano, quindi investire in questo tipo di iniziative è per loro comunque un posizionamento di mercato. Dall'altro punto di vista c'è una maggiore consapevolezza, quello che diceva anche prima dicevano Niccolò e Paolo, impresa è comunità. Anche gli investitori sono resi conto che se non investono nei territori, se non danno una mano ai soggetti del terzo settore o chi si occupa di sociale di prendersi cura dei cittadini delle città in cui vivono anche loro stessi, il sistema così come è costruito rischia di non rimanere in piedi ancora a lungo. Io mi fermerei qui, Niccolò, con la parte diciamo di introduzione iniziale per avere tempo per ragionare con voi di quelli che possono essere degli approfondimenti, delle vostre curiosità o dei dubbi. Niccolò, posso prendere parola un attimo?
Sì. Certo. No, grazie intanto Nicola per insomma, l'illustrazione. Io in questo incontro rappresento un po' il punto di vista dell'impresa perché io conosco le imprese. Allora, se ho capito bene, il Payment by Result è un grimaldello per generare innovazione sociale, quindi per i progetti di frontiera da certi punti di vista, e non è sostitutivo rispetto al welfare, quindi non è una riduzione dell'impegno del welfare. Primo elemento. Un secondo elemento, ma di questo ne parleremo in uno degli incontri che faremo in questo ciclo, reclama un nuovo alfabeto, cioè il terzo settore e il volontariato deve appropriarsi di questo alfabeto, quindi non basta saper fare l'output, ma far bene, no? E quindi l'outcome e in qualche maniera impegnarci a sviluppare le competenze per misurare l'outcome, ripeto, con un alfabeto che non è l'alfabeto economico-finanziario, è un nuovo alfabeto che per certi aspetti è da costruire o è già costruito ma va imparato. È un po' come imparare un'altra lingua, no? Bisogna fare pratica. Un terzo elemento che mi sembra emerga, e arrivo fra 2 minuti alla domanda, e un terzo elemento che mi sembra emerga dalla tua analisi è che per accedere a questa modalità con cui finanziare le nostre iniziative bisogna managerializzare, strutturare processi che non tolgono, guardo Nicolò, al volontariato la sua natura, no? Ma se vogliamo, la nobilitano, hanno un effetto leva e quindi c'è bisogno di competenze nuove, manageriali, applicate al bene comune nel caso specifico, che reclamano una domanda alla quale anche l'università dovrà e in parte sta già rispondendo. Quindi un processo di managerializzazione, nel senso che il volontariato inteso come mettere dei valori al servizio della comunità rimane l'elemento cardine, è necessario ma non è sufficiente, insomma, no? Detto tutto ciò, un paio di questioni vorrei chiarire. La prima è un'assonanza, te la lancio, poi ti chiedo di non rispondere subito, di rispondere al secondo aspetto, però su alcune cose che hai raccontato, qualcuno che ci ascolta potrebbe dire, ma questo è il project financing che stiamo usando per le autostrade o per gli ospedali, no? Applicato al bene comune. E allora, siccome non dico il folklore popolare, ma il mood generale è che il project financing è un'ipoteca sul futuro, la domanda, poi io scopro oggi che cos'è il payback by result, ma conosco bene invece le aziende come le mie tasche, e questo è un elemento che non oggi ma in prospettiva dovremmo chiarire. Quindi, lasciando sullo sfondo questo aspetto che però magari prima o dopo affrontiamo, Nicola, la domanda che ti faccio è che sembra che dal tuo ragionamento sembra che il payment by result sia lo strumento che dà esecuzione a una strategia top down, cioè è la pubblica amministrazione che, sapendo di non avere le risorse per fare innovazione sociale, sostanzialmente si finanzia, no? E chi finanzia partecipa al rischio. E il volontariato diffuso, il volontariato, diciamo, contagioso, nel contagio di contagiati, contagiati, Nicolò, no? Quindi il volontariato contagioso che trasforma, che realizza il bene comune con una logica bottom up, è escluso oppure c'è anche la possibilità per il volontariato, il terzo settore managerializzato, di accedere a queste risorse? Do una risposta assolutamente secca a questa tua domanda. C'è assolutamente la possibilità. Io ho presentato il modello, diciamo, dato che tu sei un accademico, Paolo, il modello di studio, caso studio, insomma, su cui è nato il Payment by Result. Diciamo che poi nel corso degli anni
nei paesi in cui questo modello è stato utilizzato è anche diventato non solo a carattere di iniziativa pubblica, ma anche a carattere di iniziativa privata. Volendo tradurre questi due termini, come hai detto tu, c'è un vocabolario un po' nuovo da imparare, ma non neanche così difficile, devo dire la verità. È un vocabolario accessibile dal punto di vista, tranne gli inglesismi che a noi italiani non piacciono molto. Però detto questo, la iniziativa privata significa che sono i soggetti del terzo settore, io li chiamo così, siano essi organizzazioni di volontariato, siano essi imprese sociali, che si mettono assieme, poi può anche essere uno, nessuno vieta che sia un solo grande successo che fa questa cosa. A me piacciono sempre di più le partnership, perché la contaminazione e l'innovazione avviene dalla contaminazione. Quindi parliamo di una partnership di soggetti del terzo settore che si mette assieme, trova un nuovo modello per dare risposta più efficace ad un bisogno dei cittadini di un territorio, va dalla pubblica amministrazione e dice: cara pubblica amministrazione, io ho questo modello, non ti chiedo di darmi i soldi tu a me per testarlo, perché io ho avuto un'intuizione, questa cosa potrebbe funzionare e potrebbe anche farti risparmiare dei soldi. Tu però mi dai una mano a costruire questa cosa cercando un investitore che metta i soldi su questo mio modello, quindi io mi assumo un rischio che chiamiamo imprenditoriale. A questo punto mi dai una mano a costruire questo modello e a provare a portarlo a termine, sapendo che l'unica cosa che devi fare è tu, oltre a decidere se gli obiettivi che ho identificato io ti vanno bene, perché il decision maker rimane sempre il pubblico, non c'è una privatizzazione del welfare. Chi decide gli obiettivi è sempre il pubblico, cioè chi è eletto dai cittadini. Da questo punto di vista, se tu mi dai una mano, io vado a raccogliere i soldi di un soggetto finanziatore. Se questo modello però ti permette di creare dei risparmi di spesa, tu una quota parte di quei risparmi di spesa li devi utilizzare per ripagare quel soggetto investitore che ha creduto in me. Questo è... Perfetto. Provo a tradurlo, quindi io adesso sono il comune, sono la provincia, dico il mio obiettivo è ridurre nel mio obiettivo strategico c'è, mi sono fatto eleggere, mettiamola così, con l'obiettivo di ridurre la dispersione scolastica, oppure ho una fetta di popolazione anziana importante, voglio avviare azioni di social housing, ok? E io adesso sono amministrazione pubblica. Il terzo settore, diciamo il volontariato, dice: ma io ho una buona idea per trasformare il social housing da obiettivo politico a azione concreta e ti chiedo cioè, costruisco un progetto, una catena del valore, potremmo dire usando i termini che hai usato tu prima, e a te amministrazione chiedo solo per dire, insomma, che una volta che tu condividi la progettualità, che tu mi supporti nel trovare il finanziatore. Giusto? Boh, basta. Che tu mi supporti a trovare il finanziatore e che poi sei disposto, se si generano risparmi di spesa, a ripagarlo. Non lo devi solo trovare, ecco. Sì, no. Poi io ti dimostro che così facendo, ad esempio, il costo, diciamo, sociale della gestione delle persone della terza e della quarta età diminuisce in maniera significativa, quindi tu, pubblica amministrazione, no? Intanto hai ottenuto un risultato, hai ottenuto un risparmio, questo risparmio viene usato per ripagare ovviamente le cose. Ok, grazie. Però comunque insomma la complessità è tale per cui insomma il dubbio che mi viene, Nicola, è che poi questo tipo di strumento, questo tipo di percorso, perché poi capisco che insomma ha a che fare proprio con la capacità anche di avviare processi di trasformazione, di collaborazione, di ingaggio, di comprensione, perché questo alfabeto non può impararlo solo il terzo settore, va imparato anche dalla pubblica amministrazione. Penso che neanche i soggetti finanziatori siano tutti pronti, insomma, ad accettare queste sfide, a comprenderle e a mettersi in gioco, insomma, per aiutare la comunità a darsi queste risposte innovative, insomma. Che sono risposte innovative, tra l'altro, che è la cosa che mi colpisce di più di questo modello che ci hai presentato, è il fatto che non vanno a togliere nulla, che vanno ad implementare l'offerta di servizi, vanno a implementare il benessere nella comunità,
lo fanno in forme innovative, sostenibili, che generano benessere, generano anche in qualche modo anche ricchezza sul territorio, non solo in termini sociali ma anche in termini economici. Quindi è molto interessante, è molto complesso, e quindi quello che mi chiedo, pensando al centro servizio volontariato e alle tante realtà che si interfacciano con noi, è che nella sfida della managerializzazione, come si dice, La dico che io, managerializzazione. managerializzazione, grazie Paolo, e naturalmente si sentono anche ingaggiati, però giustamente, e qui subentra anche il ruolo di un centro come il nostro, insomma il centro servizio volontariato deve abbracciare queste sfide e sapersene fare carico anche per andare ad accompagnare o supportare comunque le organizzazioni nei pezzi che mancano anche in termini di management. E appunto sono tante piccole associazioni, soprattutto quelle che compongono il variegato mondo del volontariato e del terzo settore in generale. Sono la stragrande maggioranza, sono fatte da poche persone, sono piccole realtà. E questo tipo di strumenti, questo tipo di percorsi sono alla loro portata? Cioè è un tipo di percorso che si rivolge solo alle grandi organizzazioni, o anche le piccole possono provare ad entrare in questi processi? Scusa, Nicola, Prego, prima che prego. tu risponda. No, questo è interessante quello che dice Nicolò, perché il rischio, no, è che si possa generare l'ennesima polarizzazione. No? L'ennesima polarizzazione, cioè qualcuno che riesce ad accedere a queste risorse, e chi, nel caso specifico, l'associazione del volontariato, che vengono risucchiate verso il basso perché poi non riescono ad accedere. Quindi il tema dimensionale nel volontariato, come nelle imprese, no? È un tema importante, così come le reti, le relazioni e le alleanze. E aggiungo, Paolo, grazie per questa specifica che coglie perfettamente il punto, anche la dimensione dei progetti. Cioè non solo il tema delle piccole organizzazioni e grandi organizzazioni, ma anche questo tipo di meccanismo ha senso, funziona, è possibile attivarlo eh, anche con piccoli progetti che hanno interventi mirati, che vanno a risolvere piccole problematicità, che hanno degli outcome limitati, o bisogna immaginarsi dei progetti faraonici, enormi, che hanno appunto richiedono questo tipo di sforzo, di questo tipo di processo? Grazie mille perché gli spunti, tra l'altro vedo che anche nella chat stanno arrivando bellissimi spunti di riflessione. Dico solo mentre sto rispondendo a voi che Paolo Alfier, che dice questa cosa va in linea con la coprogettazione col codice del terzo settore. Tra l'altro c'è stata una sentenza proprio quest'anno della Corte Costituzionale proprio sulla coprogettazione, su un ricorso fatto dalla Regione Umbria in cui si amplia insomma il ventaglio, la possibilità delle attività in coprogettazione con il pubblico, e questa è proprio una di quelle attività che si può fare in coprogettazione con il pubblico. Detto questo, voglio essere molto onesto con tutti voi due, quindi non voglio, e con tutti coloro che naturalmente sono a casa o in ufficio ci stanno guardando, non voglio, passatemi il termine, vendere nessuno strumento. Allora, oggi in Italia, rispetto al momento in cui ci troviamo, la payment by result è uno strumento che probabilmente può fare chi ha delle spalle in termini di competenze manageriali, come diceva Paolo, grosse. Quindi chi oggi può pensare di mettere in piedi un meccanismo payment by result con la pubblica amministrazione deve avere delle competenze interne di un certo tipo. Dall'altro punto di vista, tu Nicolò hai messo anche sul piatto un'altra grande questione. Anche dal lato del pubblico ci devono essere delle competenze interne elevate, perché questi sono meccanismi mai utilizzati in Italia, quindi dobbiamo utilizzare gli strumenti normativi ad oggi esistenti, adattandoli con le capacità che hanno i giuristi italiani a strumenti che vengono da un mondo totalmente differente, che è quello anglosassone. E terza risposta, anche i finanziatori, che però, come sempre, arrivano prima perché hanno annusato che c'è un grande mercato, che c'è una grande domanda, che c'è una grande attenzione verso queste tematiche, e quindi loro si stanno già mettendo in linea su queste tematiche. Poi ancora, per essere più trasparente, ve lo dico, io non so
Allora, arriverà il momento, se questa cosa naturalmente diventerà di utilizzo comune in tutti i contesti territoriali italiani e una prassi comune, arriverà il momento in cui anche le piccole lavoreranno così. Io non so però se c'è quella componente di rischio, e qui non è che voglio fare la domanda a te, però la lancio a tutti gli stakeholder del centro servizi di volontariato, se nelle organizzazioni del volontariato c'è la cultura del rischio che è sottesa a quello di cui stiamo parlando, perché comunque chi propone deve poi garantire dei risultati e sulla base di quei risultati c'è qualcuno che riceve o meno un investimento. Qui stiamo parlando di un meccanismo, guardo Paolo che si occupa di impresa, che se anche è tripartito e quindi c'è una differenza nei flussi che sono di solito di univoci di ricavo e costo, però c'è un elemento di rischio e c'è un elemento di rendimento economico finanziario. Posso intervenire, Nicolò? Sì, Ok, prego, no, prego. Nicola, provo a tradurlo in termini gestionali, immaginando di essere un'organizzazione del volontariato che ci sta ascoltando. È come se tu ci avessi detto, Nicola, la soglia di accesso è di natura manageriale, cioè sostanzialmente, a prescindere dalla dimensione, io devo avere delle competenze. Primo elemento. Un secondo elemento però che hai toccato nell'ultima parte, nelle ultime parole che hai detto, c'è anche il tema della capacità di essere dei risk taker, no? Quindi di sapersi assumere un rischio che oggettivamente, poi qua ne sa più Nicolò di me, non è cioè le organizzazioni del volontariato sanno assumersi il rischio sociale, ma il rischio economico è una componente che mi sembra di capire non è nelle corde dell'organizzazione del volontariato. Allora, come si qualifica e come si materializza questo rischio? Cioè, cosa intendi? Adesso io sono il presidente, non è vero, ma supponiamo, sono il presidente di una organizzazione del volontariato che ha la vista lunga, ha fatto un progetto, ha tutta la strumentazione manageriale, perché abbiamo messo insieme un gruppo di persone skillate che sa fare queste cose, e che rischio assumo quando come presidente e legale rappresentante, mettiamola così, no? Nel lanciare il progetto? Di che cosa mi devo preoccupare? Guarda, cerco di rispondere mentre do una risposta anche a te, sempre ad una domanda che è arrivata in chat di Renato Riva, che dice: ci portate qualche esperienza realizzata? Quindi nel rispondere a te cerco un attimo di dare anche una risposta a lui. Prendiamo un esempio. Allora, innanzitutto devo dire a tutti coloro che ci ascoltano che i primi esperimenti di payment by result in Italia sono in corso attualmente. Sono in corso grazie ad un'iniziativa che è stata promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolar modo dal Dipartimento della Funzione Pubblica, di cui Padova è uno dei 21 comuni che ha vinto, diciamo, che è riuscita ad aggiudicarsi le risorse grazie al lavoro effettuato dal CSV, dal comune e da tutti i partner che stanno dentro a questo partenariato per riuscire a fare questa sperimentazione. Quindi in Italia siamo nel momento della sperimentazione del modello. Quindi, per rispondere alla domanda di Paolo, invece uso un esempio estero, che è quello dell'esempio più riconosciuto a livello internazionale. So che chi ha già sentito di queste cose lo avrà già sentito, ma non so quanti saranno quelli che ci ascoltano che lo conoscono già questo argomento. Peterborough in Inghilterra, carcere, diminuzione della recidiva, i soggetti che hanno presentato la proposta, cioè che hanno risposto alla call pubblica, si sono assunti il rischio di vedere parte delle risorse che loro hanno ricevuto per effettuare le attività
richieste indietro dal soggetto finanziatore. Cioè si assumono un rischio rispetto al fatto che il soggetto finanziatore mi dà delle risorse finanziarie in advance, quindi in anticipo, e mi dice con queste risorse tu devi raggiungere dei risultati. Se io non raggiungo quei risultati specifici, ho delle clausole all'interno del contratto che non sono standard, sono definite attraverso un modello contrattuale che viene definito da ogni pubblica amministrazione, da ogni partenariato e da ogni gruppo di soggetto finanziatori. Quindi quale sia il rischio verrà determinato nel contratto. Se siamo bravi negoziatori, possiamo anche portarci a casa un contratto a rischio zero. Ora, io, conoscendo i soggetti finanziatori, bisogna essere tanto bravi come negoziatori per portarsi a casa un contratto a rischio zero. Quindi un rischio c'è. Non c'è una regola nel dire qual è la tipologia di rischio. Di sicuro, invece, c'è una connessione fra la mia capacità di raggiungere il risultato e il rendimento economico-finanziario del soggetto investitore. Quindi ci sono soglie. Vai. Sì, scusami, no, visto che poi siamo in chiusura, è chiaro, quindi sempre usando un linguaggio più aziendale, ma che non è, non toglie valore al volontariato se lo applichiamo dentro. Quindi la capacità negoziale è uno strumento che mi aiuta a definire il rischio che assumo. Mi verrebbe da dire però che è la vera assicurazione che io ho è la capacità di definire degli indicatori di outcome. No? Allora, ecco, a me pare che così è un po' come quello che succede anche all'università. Un conto è dire ho fatto n ore di formazione, ho laureato n persone, questo è un output, no? Aumentare il numero di laureati, però l'outcome è una cosa diversa. Allora puoi portarci qualche... Io sono sempre il presidente di questa associazione del volontariato che vuole impegnarsi su questa cosa. Aiutami a definire qualche indicatore di outcome che mi aiuti a traghettare, a fare il caronte della situazione dal consolidato concetto di output, numero di persone, numero di diminuzione della recidiva e quant'altro, a uno di outcome. Assolutamente sì. Guarda, stando sulla componente della formazione, di sicuro una delle catene è quella di conoscenza, quindi la prima cosa è la conoscenza di una tematica, poi vado verso la competenza, quindi quella cosa che io ho appreso riesco ad elaborarla, a svilupparla e ad utilizzarla in senso proattivo, personale. Dalla competenza poi voi che formate soggetti che poi vanno alla ricerca di un posto di lavoro, come dicevo prima, l'appunto a divenire, a trovare un luogo di lavoro e quindi poi inclusione sociale. Ragioniamo ad esempio dell'esempio sulla recidiva dei carcerati. Anche qui alcuni esempi di outcome. Partiamo dal fatto che un carcerato esce da un tot di anni di reclusione, per quanto sia stato attento alla propria salute, magari avrà di sicuro bisogno di percorsi che vadano a migliorare lo stato innanzitutto fisico e dall'altra parte soprattutto psichico della propria condizione. Chi è stato in carcere per 15-20 anni, chi abbia mai lavorato con carcerati, avrà avuto queste esperienze, sa che per loro uscire è un trauma gigantesco. Dall'altro punto di vista, sempre sull'ottica dell'esempio dei carcerati, acquisizione di competenze tanto lavorative, quindi per il reinserimento nel mercato del lavoro, dall'altra parte anche acquisizione di nuove competenze di relazioni sociali, tanto per relazionarmi con i miei familiari, se ho ancora una famiglia, quanto per relazionarmi con gli altri, quindi per non avere magari più un'attitudine nei confronti degli altri violenta o di prevaricazione dei loro diritti, fino ad arrivare a linee di outcome ancora più elevate, quindi l'aumento della sicurezza in me stesso, l'aumento dell'autostima, il fatto che questo aumento della sicurezza in me stesso mi porti, ad esempio, a rischiare anch'io e a mettermi in gioco dicendo ho sbagliato, ho pagato e ora mi rimetto in gioco con la società, divento anch'io un imprenditore, lo faccio con altri detenuti che sono usciti
dal carcere con me e magari lo faccio proprio per aiutare i detenuti che sono ancora in carcere, oppure apro un'impresa sociale in carcere con quelli che prima erano miei colleghi, passatemi il termine, e creo valore all'interno per portarlo all'esterno. Tutto questo naturalmente poi lo stiamo vedendo nell'ottica solo del singolo individuo, se lo rapportiamo alla comunità diventa rafforzamento delle reti sociali, diventa maggiore sicurezza all'interno dei contesti delle comunità in cui viviamo, diventa miglioramento delle condizioni di vita di tutta una comunità. Se noi questa cosa non la prendiamo solo per il carcerato, ma la mettiamo sugli anziani, la mettiamo sui disabili, la mettiamo sui minori, la mettiamo su tutti i beneficiari di cui si occupano le organizzazioni del terzo settore, ecco che vedete che l'insieme degli outcome che vengono prodotti da ogni singolo progetto in realtà vanno verso il miglioramento del benessere di tutti. È per quello che questa cosa è molto importante, ed è molto importante perché non è più solo il pubblico che alimenta questo tipo di investimento, ma i soldi vengono messi anche dal privato e a questo punto stiamo ragionando di un nuovo paradigma. No, dico solo un paio di note, grazie anche per questa spiegazione, prima di lasciare la parola a te Nicolò per chiudere. Ma quello che ci hai detto insomma è molto, oltre che interessante, ma insomma su questo direi che non serve spendere parola, è molto sfidante, lo vedo sempre dal punto di vista formativo, perché diciamo che il nostro territorio, ma direi l'Italia tutta, più in particolare questo territorio, pullula di disponibilità a prendersi cura del prossimo, mettiamola così in senso generale. Quello che tu ci stai dicendo però carica di responsabilità istituzioni come quella a cui io appartengo, no? Perché è evidente che trasferire le indicazioni che tu ci dai in progettualità formativa che generi i saperi, le skill di supporto a queste attività è una sfida importante, perché vuol dire ibridare o se vuoi anche mettere insieme competenze disciplinari diverse, no? Che sono unite, tenute insieme, l'amalgama, no? È l'obiettivo finale, che è il valore sociale, ma si parte da linguaggi diversi. Ecco, su questo io penso che l'università possa fare tanto, non solo l'università, però stiamo facendo anche noi qualcosa con questo ciclo di incontri, perché l'idea guida è esattamente quella che dici tu, perché abbiamo te, che ci hai spiegato diciamo il contesto dentro il quale anche di natura finanziaria. C'è un collega dell'Università di Padova che interverrà fra 2 giovedì, giusto il 17 di dicembre, e lui ci parlerà, no? Ci parlerà dell'impatto economico, dell'impatto sui territori, no? Come si misura in maniera dal punto di vista economics più che finanza. E poi a gennaio avremo 3 incontri, uno con il linguaggio del mio collega Giacomo Boesso, il linguaggio della comunicazione non finanziaria, no? Perché qui non stiamo parlando, parliamo di indicatori che non si esprimono con Fra Luca Paciolo, no? E quindi con i numeri e la contabilità, ma si esprimono con altre parole, con altri alfabeti. Poi ci sarà un'altra collega, Adriana Topo, che ci porterà la prospettiva giuslavoristica, e poi ci sarò io con un'altra collega dell'Università di Padova, che porteremo la prospettiva di natura manageriale, cercando di dare l'idea della interdisciplinarietà anche in questo percorso. Grazie. Prego Nicolò. Beh, io sono veramente molto arricchito da questa chiacchierata e ringrazio Nicola Cabria di Human Foundation. Insomma, penso che sia stato veramente chiarissimo, pur nella complessità. Abbiamo capito che insomma la materia non è semplice. Io volevo ricollegarmi prima di chiudere
ad alcuni dei temi che sono emersi, scusate. A quest'ora della sera sì, viene meno un po' anche la voce. Non so come faccio, ma sì, Paolo Gubita allenato da buon professore universitario. E, allora no, rispetto al tema appunto il volontariato, anche se sarà in grado di cogliere una sfida come questa, perché insomma, non è scontato assolutamente, ma l'approccio che da sempre caratterizza il volontariato è quello della messa in opera di un sogno, di un'intuizione, cioè quello che muove il volontario è vedere un problema, è sognare la sua soluzione, è vedere come potrà essere la comunità, come potrà essere il mondo senza quella fragilità o prendendosene cura, no? Riuscendo a risolvere quelli che sono i bisogni della propria comunità, del proprio ambiente di vita. E questo è una caratteristica del volontariato, ma è anche la caratteristica di fondo dell'imprenditore, se ci pensiamo bene. Pur essendo due persone che appunto poi magari prendono percorsi completamente diversi, molti imprenditori sono volontari, molti volontari sono imprenditori, ma dividiamo sempre, no, il mondo in queste due categorie, profit e non profit. Ma anche l'imprenditore ha questa caratteristica, ha il sogno di realizzare un qualcosa e con la volontà si mette in opera per realizzarlo. Allo stesso modo il volontariato ha in sé questa caratteristica dell'imprenditorialità e quindi non ho dubbi che sfide di questo tipo siano entusiasmanti e siano arricchenti per tutto il mondo del volontariato e del terzo settore. Quindi ringrazio veramente moltissimo Nicola Cabria per tutto il suo tempo che ci ha dedicato e per la chiarezza della sua esposizione. Il video sappiamo che rimarrà poi a disposizione, quindi può essere rivisto anche più avanti. Paolo Gubitta, grazie di tutto, grazie per aver immaginato e condiviso questo percorso con noi e averlo iniziato questa sera in questo modo così prezioso. Appunto non posso che ricordare che tra 2 settimane, giovedì 17, c'è l'incontro con Raffaele Miniaci, è professore ordinario di economia politica all'Università di Brescia, è anche il direttore dell'Osservatorio dell'Economia Sociale Bresciana. E con Ha lui lavorato appunto, anche all'Università di Padova nel mio dipartimento, quindi perfetto, voglio dire, c'è anche un chi po' non di è Padova in passato, lui. e appunto chi non è passato per l'Università di Padova, insomma. E, bene, sono molto felice anche che abbia questo collegamento anche con Padova, quindi probabilmente conosce anche un po' il nostro tessuto associativo e con appunto il tema dell'impatto economico-sociale del volontariato. Poi gli appuntamenti riprenderanno a gennaio, il 14 gennaio 2021 abbiamo Giacomo Boesso e il tema sarà come si comunica il valore del volontariato, il 21 gennaio con Adriana Topo le regole del servizio del volontariato e il 28 gennaio sempre con Paolo Gubitta su appunto il management e quindi l'organizzazione anche a supporto del volontariato nella gestione delle persone. Grazie ancora e alla prossima appuntamento. Grazie a tutti davvero dell'invito e grazie della bellissima chiacchierata. Ciao Nicola, ciao Nicola. Ciao, a presto. Ciao. Ciao.